visto che domenica abbiamo vinto sul campo la possibilità di giocare contro Exeter il quarto di finale, abbiamo, grazie anche alla collaborazione del Comune, siamo riusciti a mettere in piedi e stiamo mettendo in piedi questa tribuna provvisoria di 1300 posti. 3 big match, i quarti di finale di Coppa contro gli inglesi dell'Exeter e le 2 gare di campionato contro gli irlandesi del Munster e del Leinster. Monigo si attrezza a palcoscenico internazionale e aumenta la sua capienza per rispondere all'entusiasmo crescente dei tifosi, esploso con la vittoria di sabato contro il Cardiff. Benetton Rugby e Comune di Treviso già al lavoro per installare una struttura aggiuntiva modulare e removibile. Poi andremo a fare un po' le prove generali in vista di quella che sarà la tribuna permanente che andremo a costruire invece a fine campionato. Questa tribuna provvisoria ci dà la possibilità di accogliere ancora di più un numero maggiore di tifosi. Perché? Perché anche sabato scorso abbiamo giocato l'ottavo di finale contro Cardiff e ci è un po' dispiaciuto che alcuni tifosi siano rimasti purtroppo ai cancelli e non sono potuti entrare. Di grande soddisfazione il rugby non soltanto come un'attrattiva sportiva ma come un mezzo anche turistico, perché siamo abituati a vedere scozzesi, inglesi, francesi che animano le vie della nostra città proprio in corrispondenza delle partite di rugby. Vedere il Benetton giocare con queste squadre così forti, tra le squadre più forti del mondo, è un'opportunità per tutti gli appassionati di sport. La vittoria di sabato contro il 15 gallese ha confermato che il Benetton è squadra di carattere, capace di resistere fisicamente e mentalmente anche nelle fasi più dure dei match più impegnativi, come quello di domenica a Monigo contro la squadra quarta in classifica nel campionato inglese. Squadra solida che fa della fisicità, del punto di incontro e di un gioco molto intenso le proprie peculiarità, per cui bisogna stare molto attenti. È vero, abbiamo il fattore campo, ma è vero anche che loro sono una squadra estremamente dura da affrontare. Movimento in crescita il rugby a livello nazionale e territoriale. Per la stagione 2026-2027 in arrivo non solo il nuovo allenatore tra importanti innesti stranieri, ma soprattutto ci tengo a dirlo, arriveranno tantissimi giovani che avranno l'onere di cominciare questo nuovo ciclo con un nuovo staff, un nuovo allenatore, e per cui insomma ci sarà una bella rinfrescata della rosa. E se saranno invece i bambini i protagonisti del torneo Città di Treviso a metà maggio, in casa Benetton si punta molto anche sulle Red Panthers. E chi lo sa, magari nel giro di altri 2 o 3 anni portare a casa il titolo noi del campionato femminile.